Per le interviste si ringrazia Jolly Box SRL. Giorgio Favaro, presidente del Rambla. Allora, innanzitutto spieghiamo il nome della vostra squadra di calcio. Intanto buongiorno a tutti. Il nome Rambla è nato così da un'associazione che esisteva già a Cutarolo di ragazzi molto giovani che organizzano spettacoli socioculturali. Abbiamo anche una squadra di ragazze femminile a 5. È nata da questo gruppo, abbiamo preso il loro nome che si chiama Rambla. Che, lo diciamo, è la strada principale di Barcellona. Sì, esatto, è la strada principale di Barcellona che porta fino al porto, mi sembra una cosa del genere. Allora, parliamo di calcio, terza categoria, voi detenete il record, siete primi in vetta, dopo 3 vittorie, oggi come andrà? Guarda, le 3 vittorie le abbiamo giocate, ci siamo giocati fino alla fine e abbiamo vinto. Oggi siamo qua per fare la nostra partita e dopo sarà alla fine, vediamo cosa succede. Siamo qua tranquilli per fare la nostra partita. Vi può bastare il pareggio o puntate decisamente alla vittoria? Diciamo che col pareggio sicuramente oggi qualche squadra ci passa davanti perché la classifica è talmente corta che ci sono 8 squadre nel giro di 4 punti, che il nostro obiettivo sarebbe quello di vincere, poi vediamo alla fine della partita. Insomma. Squadra al completo? Diciamo di sì, tranquilli. E domenica prossima, dopo la Cavinese, c'è l'Indomita Vigo d'Arzero, un'altra squadra forte. Certamente sarà un'altra bellissima partita, la penultima mi sembra, e che dobbiamo giocarsela anche con loro, insomma, ecco. Sono dietro di noi, però sono tutte là. Luciano Stocco, mister della Cavinese, ha la prima esperienza con questa squadra? No, non è la prima, è la seconda. Sono stato qui qualche anno fa positivamente, visto che siamo stati di categoria sempre stati, quindi speriamo che quest'anno di riuscire a fare qualcosa di buono. Oggi squadra un po' rimaneggiata. È un periodo ormai che abbiamo parecchi infortuni, non riusciamo a recuperare tutti gli effettivi e cerchiamo di far bene come al solito, diciamo. Abbiamo avuto un periodo un po' brutto all'inizio ritorno, però ci stiamo un po' riprendendo adesso. All'andata fu una goleada 4-2 per il Rambla. Oggi voglia di riscatto? Quando si gioca in 10 purtroppo è facile anche subire la goleada. Il riscatto ci deve essere sempre comunque. Sono positivo a partita di oggi comunque, sono molto positivo, speriamo bene comunque. La domanda è d'obbligo, credete ancora nei playoff? Siamo tutti vicini, in 10 squadre in 4-5 punti, quindi è doveroso crederci perlomeno. Ecco. Ai nostri microfoni Samuele Romani, direttore generale della Cavinese. Allora, una domanda, dopo un pareggio e 3 vittorie, squadra in salute? Certamente che sì, soprattutto adesso, rispetto alle 6 partite precedenti dove c'erano state 4 sconfitte e 2 pareggi dovute anche a degli infortuni, perché stiamo iniziando a fare esordire degli juniores ogni partita e quindi anche loro stanno prendendo confidenza con la categoria, anche se è una terza categoria, comunque il salto di età rispetto alla loro si vede, però stanno imparando, quindi adesso vediamo anche i risultati. Immagino che non vi basti il pareggio. Non ci basta se pensiamo, guardando la classifica, però sapendo come stanno crescendo i ragazzi, noi non gli diamo pressione, quello che fanno, loro sanno che devo dare il meglio, soprattutto guardando la classifica, però li lasciamo tranquilli. Ecco, dopo questa domenica, dopo il Rambla, avete un calendario non impossibile. Non è impossibile, però ogni partita in ogni campionato, in ogni girone, in ogni categoria ha delle difficoltà e poi vediamo i ragazzi, insomma. La ditta Jolly Box SRL, presente da quasi 10 anni sul mercato, è specializzata nel noleggio di strutture prefabbricate per diversi utilizzi, quali uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici e spogliatoi. I moduli prefabbricati Jolly Box offrono il più ampio ventaglio di applicazioni presenti oggi nel mercato del noleggio e si caratterizzano per modularità, flessibilità ed economicità. Jolly Box fornisce soluzioni per i diversi settori di mercato, dal civile all'industriale, dal privato al pubblico, e mette a disposizione dei suoi clienti un servizio e un'assistenza completa. Studio della soluzione ideale alla preventivazione. Consegna all'installazione e ritiro, pulizia al supporto tecnico, sicurezza alla copertura assicurativa. Jolly Box è a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 920 1683. La partita della settimana è stata offerta da Pagin Prefabbricati SPA.
Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Le immagini vi giungono dallo stadio comunale di San Giorgio delle Pertiche, dove si gioca Cavinese Rambla, gara valida per il campionato padovano di terza categoria Girone A. Partita ad alta classifica, Cavinese 39 punti, Rambla 44 in vetta al girone. Temperatura quasi estiva, cielo sereno, terreno in buone condizioni. Le formazioni: Cavinese in verde nero, maschio Turino Brocca, Barban Beghin Tosato, Dandolo Massaro, Betto Leonardo, Bonetto Nonai. A disposizione di mister Luciano Stocco, Volpato, Zin, Baraldo, Bragotto, Bertelle, Ghion, Scantamburlo. Rambla in bianco granata, Betto Mauro, Carraro, Rigo, Costa, Scantamburlo, Sabadin, Franceschini, Pitton, Mazzucco, Marangon, Marco, Caberlon. A disposizione di mister Erminio Zattin, Barco, Favaro, Bisinella, Ardini, Marangon Alessandro, Saggia, Cavinato. Dirige l'incontro il signor 90 della sezione AIA di Padova. Dopo un minuto registriamo il primo tiro, è il sinistro di Betto, risponde in presa il suo omonimo. In avanti gli ospiti, Mazzucco smista su Marco Marangon, cross per Caberlon che non trova la deviazione vincente. Insiste nell'azione Betto, palla al centro per Nonai che resiste e serve Bonetto, piatto rasoterra vincente, Cavinese in vantaggio. Cavinese vicina al raddoppio, Leonardo Betto di destro, si oppone e salva di piede Mauro Betto. Cavinese che insiste, siamo al 46esimo, decentrato Massaro, pennella per la corrente Barban che non può sbagliare, la Cavinese raddoppia. Si va in riposo sul risultato di 2-0 per la squadra di casa e con le immagini montate da Daniele Arena passiamo al secondo tempo. Prova ad attaccare il Rambla dalla fascia di sinistra, Marco Marangon al tiro, maschio controlla in tuffo. Sul lungo lancio, incursione in velocità di Pitton, il suo sinistro si stampa sul palo a maschio battuto. Scaturisce da calcio di punizione il gol del Rambla. Lo spiovente di Marangon viene deviato in rete da Cavinato. Cavinese 2, Rambla 1. Dai 30 metri è Ardini che impegna maschio in tuffo. 31esimo, per un fallo di mano l'arbitro decreta il rigore. Dagli 11 metri Rigo angola troppo. Pur in 10 è solo Rambla nel secondo tempo. Al 36esimo la palla buona è per Saggia che controlla di destro e spara dove maschio non arriva. Gran gol e pareggio. Finisce dopo 5 minuti di recupero in parità fra Cavinese e Rambla, finisce così 2-2. Pagin Prefabbricati SPA è azienda leader che opera nel settore della progettazione, realizzazione ed installazione di prefabbricati metallici da oltre 20 anni, sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, vantando collaborazioni con qualificati partner internazionali e con numerose referenze di assoluto prestigio. Garage Prefabbricati. La nostra gamma di prodotti include dei moduli prefabbricati progettati e realizzati per essere utilizzati come garage per automobili o per ricovero attrezzi. Il design, le caratteristiche tecniche ed il prezzo molto competitivo li rendono una soluzione ottimale per soddisfare tutte le necessità di ricovero mezzi ed attrezzature, anche in zone residenziali. Pagin Prefabbricati SPA a Reschigliano di Campodarsego, Padova, telefono 049 55 64 355.